cuore per incoraggiarci, per far crescere la nostra fede, per sostenerci. Per questo Dio manda la sua parola, anche per guarirci. Amen. Ma una guarigione spirituale, non solo fisica. Gloria a Dio. Salmo 22. Andiamo a leggere questo salmo che ci dà lo spunto di parlare di qualcosa che già abbiamo accennato durante il culto, nell'inizio, l'introduzione, le sofferenze. Alleluia. Le sofferenze non devono condizionare il nostro amore per Dio. Amen. Se dovessimo dare un titolo alla predicazione sarebbe questo per me. Grazie per esservi alzati in piedi. Signore sia lodato. Amen. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte senza interruzione, eppure tu sei il Santo. Siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati. Confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo. L'infamia degli uomini è il disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: egli si affida al Signore. Lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce. Sì, tu mi hai tratto dal grembo materno, mi hai fatto riposar fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, poiché i cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo, voi tutti, stirpe di Israele, poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente. Non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno, il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza, poiché al Signore appartiene il regno, egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui. La discendenza lo servirà, si parlerà del Signore alla generazione futura.
Essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure, al di là dell'esame esegetico, dello studio dottrinale, del Salmo. Una cosa che a tutti pare chiaro è che il Salmo è profetico. È vero? Amen. È Davide che scrive questo Salmo. Se vi ricordate, anche Gesù ha ripetuto le stesse parole del primo verso: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Amen? Amen. In aramaico ha espresso queste preghiere mentre era in croce, prima di rendere lo spirito. Eli, lama sabachthani. Padre mio, Dio mio, qui è la traduzione, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E riflettevo su come noi siamo deboli, su quanto siamo deboli, e come Dio stesso possa comprendere la nostra debolezza, perché anche Gesù è stato debole. C'è stato un attimo prima di andare in croce che sembra capire, avesse quasi paura di andare in croce. Sapeva e vedeva, in quanto Dio, lui già vedeva le sofferenze, i maltrattamenti, i dolori che doveva subire, le botte, le umiliazioni, il carico della croce. Lui vedeva tutto questo e si sentì combattuto interiormente, tanto che decise di pregare. Ricordate? Chiese aiuto anche ad alcuni dei suoi discepoli: venite a pregare con me, state lì, pregate per me, io mi allontanerò, pregherò il Padre, voi state lì, pregate con me. E pregò il Padre, espresse una richiesta al Padre: Padre, fa che questo calice si allontani da me, questo calice di dolore e di sofferenza, questo calice d'amarezza che era chiamato a bere, quindi questa amarezza che doveva subire interiormente, non solo esteriormente ma anche interiormente. Padre, fa che questo calice si allontani da me, Gesù uomo, ma pure fa che non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà. Amen. Amen. Amen? Gesù uomo, vero uomo e vero Dio, ma Gesù era anche vero uomo, ed ecco che può comprendere tutto quello che noi come uomini possiamo vivere interiormente, le paure. Lui ci conosce, amen? E quando ci rivolgiamo a Lui e parliamo del nostro dolore o gli diciamo guarda nel nostro cuore, dobbiamo essere consapevoli che Lui conosce il dolore che è dentro di noi. Amen. Perché Lui l'ha provato prima di noi. Amen. E riflettevo come a volte anche come credenti, nonostante anni di fede, nonostante il poter dire ho conosciuto il Signore, poterlo anche testimoniare, in certe situazioni anche noi perdiamo il conforto e ci scopriamo deboli, e anche noi diciamo Signore, perché mi hai abbandonato? Pur avendo inconsapevolmente una certezza radicata profondamente dentro di noi, cioè che Dio mai ci abbandonerà. Questa è una certezza che è dentro di noi, ma pure presi dallo sconforto diciamo Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Perché quando ti prego tu non mi rispondi? E sembra che sia così. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Anche se abbiamo detto questo a Dio, sappiate una cosa, Dio ci comprende. E non si tiene scritto tutte le parole che noi gli abbiamo dette, anche insensate. Perché un giorno poi ce le metta lì o ce la faccia pagare, no? Alleluia, Dio attende, sa aspettare. E come Dio sa aspettare, desidera che anche noi impariamo a saperlo aspettare. È scritto: se tardo, aspettami, se tarda, bisogna che aspettiamo, ma per certo egli verrà. Amen. E immaginiamo il figlio di Dio, Gesù, sulla croce. Non l'abbiamo visto, ma lo possiamo immaginare, vero? Senza aver commesso nessun male, senza aver commesso nessun reato. Quello che stava vivendo era qualcosa che non meritava. Eppure sapeva dentro di sé che era necessario fare questo. Fare questo sacrificio, vero? Anche parlando al popolo, quando lo ascoltavano, lui ha detto in Giovanni, scritto: è necessario che il figlio dell'uomo sia innalzato. È necessario, ma parlava dell'essere innalzato in croce. Amen. È necessario. Lui sapeva che il suo sacrificio era qualcosa di necessario, eppure il suo essere uomo lo ha portato a dire: Padre mio, perché mi hai abbandonato? E forse è stato così. Forse per un attimo il padre ha distolto lo sguardo dal suo figliuolo. Sapete perché? Perché in quel momento Gesù ha preso tutti i peccati dell'umanità passata, presente del suo tempo e anche di quella futura, e quindi anche la nostra. Amen. Amen. Era un peso enorme che aveva e si è portato, un peso così enorme che nessuno poteva sopportare. Alleluia. Quindi il Padre in quel momento vedeva tutto il peccato dell'umanità e lo ha visto nel suo figliolo Gesù, nel suo unigenito figliolo. Probabilmente il figlio, Cristo, uomo, ha sentito questo distacco dal Padre. Padre mio, perché mi hai abbandonato? Alleluia. Gloria al Signore. Noi possiamo anche forse sentire un distacco a volte tra noi e Dio. Ma sappiamo una cosa, non è un distacco voluto dal Padre, è un distacco determinato da noi, dalla nostra umanità, dal nostro essere uomini fragili e fallaci. Dio sa che abbiamo bisogno di tutta la sua comprensione e di tutta la sua compassione, di tutta la sua misericordia. Amen. Sfido chiunque a dirmi: fratello, non l'ho mai detto, perché mi hai abbandonato, Signore. Io ti dico: se non l'hai mai detto, vedrai che un giorno lo dirai. Amen. Perché siamo tutti deboli, fratello. Alleluia. Ma dobbiamo imparare ad amare il Signore. Amen. E dobbiamo amarlo prima di tutto per chi Lui è. Ascoltate quello che vi dico.
Bisogna amare il Signore prima di tutto per quello che Lui è. Poi per quello che gli fa. Alleluia. Ma prima di tutto per quello che Lui è. Il suo amore per noi è immutabile. Amen? Amen. Non dipende dal fatto che noi ci siamo allontanati, Lui continua ad amarci. Anche quando sbagliamo, ci allontaniamo da Lui, Dio ci ama, continua a farlo. Amen. Non può fare a meno di amarci. Amen. Amen. Alleluia. E la stessa cosa deve essere in noi. Alleluia. Io non voglio fare a meno di amare il Signore, Amen. perché il suo amore è l'unica cosa che rimane. Amen. Tutto perderemo, possiamo perdere tutto e tutti, ma mai possiamo perdere il suo amore. Amen. L'amore di Dio è l'unica cosa che ti rimarrà sempre, fratello. Alleluia. Ci rimarrà sempre. Alleluia. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio genito. Sono parole gravi, ma ci sono uomini, il Dio e la parola ci rivela, che sono, tra virgolette, anche se uomini di servizio, di fede, profeti, dei quali Dio si è usato, ci sono stati questi uomini che sono caduti per qualche tempo. Il primo che mi viene in mente è Elia. Vi ricordate? È entrato in una depressione così profonda, in una crisi interiore, anche spirituale profonda, che solo l'amore di Dio lo ha riportato in quella via. Gloria al Signore, in quella via di comunione con Dio. E Dio lo ha recuperato con tutto il suo amore. Voleva morire e invece gli uccelli gli portarono il cibo. Amen? Amen. Voleva stare da solo, non voleva più avere a che fare con Dio, e invece Dio ha continuato a parlare con lui. Vi ricordate la storia di Elia? Gloria al Signore. Alleluia. Anche se cadiamo, tra virgolette, in crisi, Dio non ci vuole lasciare in crisi, ma vuole recuperarci. Ora vogliamo scuoterci, e anche se tutte le cose, la realtà che ci circonda ci fa pensare in un modo razionale che Dio ci abbia abbandonato, non permettere alla ragione, all'intelligenza tua, anche all'esaminare le cose razionalmente, che prendono il sopravvento. Dentro di te deve prevalere qualcosa che deve vincere tutto questo. Alleluia. Amen. Amen. Sai cos'è? Gloria a Dio. Questa piccola cosa che deve emergere è la fede. Amen. Amen. Dio non ha chiesto a noi una grande fede, mai ce lo chiederà, ma ci dice: se aveste fede quanto un granello di senape. Amen. Amen. Potreste dire a questo monte: spostati, e questo monte si sposterebbe, se aveste fede quanto a un granello di senape. Quindi vedete, la fede nel Signore è importante, credere alle promesse del Signore, essere determinati contro tutto, contro tutti. Non ci deve importare quello che gli altri dicono di noi. Gli altri sono facili a giudicare, l'uomo è facile a giudicare, l'altro simile. Sai perché ti è capitato questo? Chissà cosa hai fatto, tu esaminati. Questa è la punizione di Dio. Ve lo siete sentito dire? Chissà perché, perché non lo so cosa c'è nella tua vita.
Vedi tu, esamina te stesso. Dio ci liberi, Dio ci aiuti. Noi vogliamo ascoltare parole di amici che si presentano a noi come tali e invece non lo sono. Noi vogliamo ascoltare la voce dell'unico amico vero e sincero. Amen. E il suo nome è Gesù. Amen. 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 Questo amico vero e sincero non ci dirà mai arrangiati, ma ti dirà sempre io sono con te. Alleluia. Sì, so che stai soffrendo, ma non sei da solo. Io soffro con te. Amen. Amen. Vedrai che dopo questa prova, questo ce lo dice lo Spirito del Signore dentro di noi, vedrai che dopo questa prova, questa sofferenza, io ti farò vedere la mia gloria. Alleluia. Ma tu seguimi. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Ecco, amare il Signore. Purtroppo ormai siamo attratti dai grandi numeri. È bello vedere le chiese piene, chiese numerose, è bellissimo. Però a me i grandi numeri, perdonate, non mi hanno mai convinto. Dio sa. Amen. Amen. Dio sa. Dio vede. Alleluia. Amare il Signore per quello che Lui è. D'altronde, fratelli, Gesù dice nella sua parola e parlava ai Suoi discepoli in Giovanni capitolo 16 versetto 33: nel mondo avrete tribolazione, e vuoi tu non far parte di questi tribolati in questo mondo? Nel mondo avrete tribolazioni. Non è che finisce lì la frase, poi incoraggio per il Signore, no? Dice ma fatevi coraggio, fatevi animo, dice la traduzione, fatevi coraggio, no? Reagite, perché io ho vinto il mondo. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Voglio concludere leggendo anche un passo ai Romani capitolo 8 dal versetto 28, un passo che sicuramente conosciamo. Romani 8 dal verso 28 dice: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Amen. Alleluia. Ricordatevi cosa vi ho detto: amare il Signore prima di tutto per quello che Lui è. Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Cioè, voglio parafrasare un po' il significato, vuole dire l'Apostolo Paolo: anche nella tribolazione, anche nell'angoscia, anche nella persecuzione, anche nella fame, anche nella nudità, anche nel pericolo, anche nella spada,
io continuerò ad amare il Signore. Alleluia. Amen. 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 Perché io non amo il Signore perché mi fa evitare tutte queste cose. Io amo il Signore perché mi ha fatto evitare, mi evita l'inferno eterno, Amen. la morte eterna, e mi ha dato vita eterna. Amen. Poi le sofferenze terrene le dobbiamo affrontare con coraggio da uomini, ma soprattutto da credenti. Amen. 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 Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Alleluia. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, questo è il sentimento che ogni credente deve avere. Quel sentimento che porta a non rinnegare mai Dio, anche davanti a una minaccia di morte fisica. Amen. 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 Venisse uno qua e ti punta la pistola, rinnega a Dio, se no ti ammazza. Come risponde? Ammazza, gloria al cielo, gloria a Dio. Amen. Ma rinnegherò al Signore. Se tu mi ammazzi, adorai il contrario. Se non mi ammazzi, continuerò a servire. Amen. Amen. Alleluia. Gloria. Quindi quando a volte cadiamo in crisi spirituali, non lasciamoci condizionare, non sentiamoci inutili, abbandonati da Dio, ma prendiamo coraggio e andiamo ai piedi del Signore. Vai sempre ai piedi di Cristo. Amen. Amen. Potrai anche dirlo, Signore, perché mi hai abbandonato, ma dillo in preghiera. Dillo mentre sei in comunione con il Signore, mentre il tuo spirito ha incontrato quello di Dio. Perché mi hai abbandonato? E vedrai che il Signore avrà una risposta da dare. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.